seconda cosa, è una domanda che faccio a tutti voi. Secondo voi quante sono le torri che sono crollate al World Trade Center l'11 settembre? Interessante, se vi facessi questa domanda, quante sono? Cosa ne pensate? Qualcuno mi dice? Qualcuno dice 3, ma sono sicuro che molti di voi pensano che sono le Twin Towers, le 2 torri gemelle, perché sono quelle che abbiamo visto. Le abbiamo viste centinaia di volte, migliaia di volte, milioni probabilmente di volte. Le abbiamo viste ripetute all'infinito. Ma le torri cadute l'11 di settembre sono 3. E gli aerei che hanno colpito le torri sono soltanto 2. E allora la terza torre, supposto che sia vera la tesi che le 2 torri sono cadute perché sono state colpite da un aereo, guardate il trucco fantastico. 2 aerei hanno colpito 2 torri, le 2 torri sono crollate, la gente quindi deve pensare che sono crollate perché sono state colpite dagli aerei, niente affatto. Le 2 torri non potevano crollare perché colpite dagli aerei e soprattutto non potevano crollare alla velocità di caduta di un corpo libero, che è come dire che se voi andate a 400 metri di altezza e buttate giù una pietra ci metterà 7-8 secondi per arrivare a terra. Questa è la velocità di caduta. Allora se un aereo colpisce la torre al 90° piano, colpisce la torre al 90° piano e sotto c'è una torre fatta di acciaio, di putredine d'acciaio che erano larghi così, 37, sotto c'era l'intero grattacielo intatto. Ma questo grattacielo a un certo punto tutti e 2 crollano verticalmente su se stessi e si trasformano in polvere, vanno giù come li abbiamo visti, li avete visti tutti voi, no? Vanno giù verticalmente alla velocità di caduta libera, come se sotto non ci fosse niente, come se qualcuno con un colpo di mano avesse eliminato tutte queste 37 gigantesche travi d'acciaio. Noi abbiamo adesso, ve lo dico tanto perché voi lo sappiate, forse non lo sapete, ci sono più di 2200 architetti, la gran parte dei quali, architetti, ingegneri, la gran parte dei quali sono cittadini americani, che hanno costituito un'associazione internazionale che si chiama Architetti per la Verità sull'11 settembre, che affermano tutti la stessa cosa. Le 2 torri sono cadute perché sono state oggetto di una demolizione controllata, che detto in termini molto precisi significa che queste torri erano state minate in anticipo. Quanto in anticipo non lo sappiamo, ma per far cadere un grattacielo di quelle dimensioni con una demolizione controllata vuol dire che decine di tecnici sono andati lì a mettere gli esplosivi con molto anticipo, e questi non potevano essere 19 lottatori musulmani, questi dovevano essere per forza di cose dei militari molto ben organizzati che hanno potuto penetrare nell'edificio e fare con calma questo lavoro. Dopodiché sono arrivati gli aerei e qualcuno ha schiacciato dei pulsanti che hanno messo in moto la serie di esplosioni che avrebbero fatto cadere le torri. Questo vale per le 2 torri, Twin Towers. E la terza? Che ne facciamo della terza torre? Era un palazzo alto circa 200 metri, 43 piani, un vero e proprio grattacielo, d'acciaio pure quello, il quale crolla alle 17:20 del pomeriggio dell'11 settembre, senza essere stato colpito da nessun aereo. Come mai è crollato? Incendi. Dicono incendi. Ma gli incendi non possono far crollare meno che mai un grattacielo d'acciaio, semplicemente perché il cherosene o comunque un incendio normale dovuto al fatto che brucia un combustibile normale non può far fondere l'acciaio in nessun caso, perché l'acciaio fonde grosso modo a 1700-2000 gradi, mentre qualunque incendio con un combustibile normale non raggiunge quella temperatura. Quindi quegli edifici non potevano crollare per un incendio, quindi devono essere crollati per un'altra ragione, e i 2200 architetti in tutto il mondo che conoscono il problema dicono che questa è una finzione e che c'è stata invece una demolizione controllata dei 3 edifici.
Non entro nel dettaglio perché può diventare complicato, abbiamo le prove anche di questo. C'è un professore di chimica fisica all'Università di Copenaghen, si chiama Niels, questo mi fugge il cognome, adesso lo dico tra un minuto, Niels Harrit, che ha pubblicato uno studio molto dettagliato, usando il microscopio elettronico e analizzando le polveri raccolte a ground zero, cioè nel luogo del disastro, dell'attentato terroristico, dal quale risulta che in quelle polveri ci sono residui non bruciati di un esplosivo che si chiama supertermite, che viene prodotto, nanotermite, che viene prodotto soltanto per scopi militari. Quindi abbiamo una prova indiretta del fatto che ci sono stati esplosivi. Abbiamo decine di testimonianze di persone, anche nel film che vedrete, che dicono di aver sentito numerose esplosioni prima e dopo l'impatto degli aerei che hanno squassato tutti questi edifici. Cioè sappiamo che c'è stata una demolizione controllata, ma nessuno ufficialmente dice niente. Infine, nel rapporto ufficiale, 9/11 Commission Report, come vi ho detto, non c'è una sola parola sull'edificio numero 7, come se non fosse caduto, come se non fosse esistito. Non esiste, l'hanno cancellato. Quindi qua, come vedete, credo che bastino questi esempi per dire che ci hanno raccontato una gran balla. Osama Bin Laden è una balla, i piloti sono una balla, i terroristi sono una balla, la caduta degli edifici è una balla. Di chi si è parlato? Quando hanno cominciato, subito dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti hanno chiesto una convocazione immediata della direzione centrale militare della NATO, che si è tenuta l'8 di ottobre di quell'anno, in cui hanno detto, l'hanno detto pubblicamente, abbiamo le prove che è stato Osama Bin Laden a organizzare tutto questo. Si è convocata la riunione degli ambasciatori della NATO a Bruxelles l'8 di ottobre. Il segretario generale della NATO allora si chiamava Lord Robertson ed era un inglese. Bene, le prove non sono state mai fornite. Nessuna prova è stata data ai governi occidentali. Hanno detto che le avrebbero fornite dopo. E nel film noi riportiamo che un giornalista americano, 2 anni dopo, ha telefonato all'FBI dopo aver guardato il sito internet dell'FBI, dove si legge, ancora oggi si legge, noi l'abbiamo messo nel film, si trova, si vede proprio il sito, dove c'è scritto: Osama Bin Laden è incriminato e ricercato dal governo degli Stati Uniti d'America per gli attentati nelle ambasciate americane africane, 2, una era Dar es Salaam e l'altra non mi ricordo più, 2 ambasciate americane. Dov'è l'incriminazione per l'11 settembre? Sul sito dove non c'è nessuna incriminazione di Osama Bin Laden per l'11 settembre. Se lo sono dimenticati. Allora il giornalista telefona all'ufficio stampa dell'FBI, abbiamo anche questa documentazione, e chiede: come mai non avete incriminato Osama Bin Laden? Risposta: non avevamo prove. Ecco, avete convocato la NATO, avete cominciato la guerra in Afghanistan dicendo che avevate le prove, adesso dite che non avevate le prove. E chi sarebbe il responsabile? Adesso lo sappiamo. Adesso lo sappiamo. Ha confessato di essere stato lui a organizzare tutto, un tale che si chiama Khaled Sheikh Mohammed, che fu arrestato nel 2003 in Pakistan e da allora si trova in qualche segreto carcere della CIA. Adesso l'hanno trasferito da poco, pare, a Guantanamo Bay. Il signor Khaled Sheikh Mohammed ha confessato di essere stato lui, ha ideato tutto, lui ha pensato tutto, lui è andato da Osama Bin Laden e ha spiegato cosa bisognava fare l'11 settembre. Abbiamo una confessione di un reo. Sfortunatamente Khaled Sheikh Mohammed ufficialmente è stato sottoposto circa 200 volte a torture, una delle quali si chiama, avete forse letto da qualche parte, waterboarding. Vi auguro di non provare mai niente di questo genere. Waterboarding è quando vi mettono con la testa sott'acqua e vi lasciano affogare e
vi tirano fuori solamente quando voi state per morire. Allora, il signor Khaled Sheikh Mohammed ha confessato tutto in queste condizioni. Forse sarà utile che voi sappiate che esiste al mondo la Convenzione internazionale contro la tortura che vieta qualunque tortura sui prigionieri di qualunque tipo si tratti e che esplicitamente dice che nessuna confessione estorta con la tortura ha nessun valore giuridico, valore zero. Non c'è nessun tribunale che possa condannare nessuno sulla base di confessioni estorte con la tortura. Questo lo dice la legge internazionale, le convenzioni dell'ONU, per quello che possono valere. E quindi l'intera commissione d'inchiesta sull'11 di settembre è basata sulle confessioni di Khaled Sheikh Mohammed estorte con la tortura e per questa ragione non vale niente. E questo spiega perché Khaled Sheikh Mohammed, reo confesso di aver organizzato l'11 settembre, ma non è Osama Bin Laden, comunque Khaled Sheikh Mohammed non sarà processato da un tribunale civile, ma forse, chissà quando, non lo so, non lo sappiamo, è lì arrestato da 4 anni, da 7 anni, sta lì, nessuno lo processa, non lo possono processare, perché se lo processano hanno paura che lui dica che è stato torturato. E allora cadrebbe tutto come una pera matura, pluff, e quindi non lo processano. Sono passati 10 anni e non abbiamo avuto un solo processo su nessuno dei responsabili. Non esiste un responsabile per il più grande attentato mai realizzato nella storia degli uomini moderni.